Salutiamo Jimmy Trabucco, direttore di Sani in Veneto. Grazie per essere qui con noi e averci dato la disponibilità a un'intervista confronto, un dialogo tra di noi. Ecco, direttore, allora noi le chiediamo subito, abbiamo sentito il suo intervento del suo presidente, Antonio Morello, il quale ci ha delineato molto chiaramente quali sono stati i fattori di successo di questo fondo, che si presenta come uno dei fondi migliori non solo a livello veneto, ma sicuramente a livello nazionale. Chiediamo allora a lei quali sono i percorsi, le strade che state sviluppando per migliorare i rapporti con gli iscritti, visto che la cosa non è facile in quanto sono già buoni e ottimali. Quindi le chiediamo subito che cosa state portando avanti. Il nostro fondo è un fondo che si è sempre distinto in quest'ottica del miglioramento e in particolare per l'iscritto. Il miglioramento continuo è un obiettivo di ogni azienda, specie quelle che operano nei servizi e anche nell'assistenza sanitaria integrativa, anche se è un settore giovane, bisogna sempre averlo in mente. Per quanto riguarda poi i fondi con tanti iscritti come il nostro, come ne abbiamo ormai 140.000, è importante riuscire a tenere una centralità sull'iscritto. Non si va da nessuna parte se non si capisce nel modo migliore come ragiona l'iscritto, che esigenze ha e come soddisfarle. Il primo fattore è sicuramente la necessità di tenere alta l'informazione e la comunicazione verso l'iscritto. L'iscritto ormai, anche se lo riusciamo a soddisfare le sue esigenze, il nostro è, possiamo dire, un fare silenzioso, perché c'è una richiesta in una difficoltà che noi aiutiamo come assistenza sanitaria integrativa e bisogna però riuscire a esprimere anche a chi non chiede, anche alle aziende aderenti, anche alle altre istituzioni, quello che è il ruolo che il nostro fondo riesce a fare. Un altro modo di aumentare la relazione con l'iscritto è sicuramente puntare sempre a un aumento della qualità delle tutele e anche dell'intensità di queste, nel senso di come si riesce ad essere presenti nella situazione difficile. Quindi il Fondo Sani in Veneto su questo è nato come molti fondi, come un fondo assicurato in cui c'era una compagnia assicurativa, una delle maggiori, che ha imposto dall'alto un nomenclatore standard quasi uguale se non molto simile per molti fondi contrattuali, e quindi alla fine era qualcosa di standard unico che non soddisfava 1000 bisogni, ma in fondo non ne soddisfava nessuno. Ecco, il nostro fondo ha saputo negli anni raggiungere l'autogestione, quindi ora possiamo scegliere in autonomia quali sono le prestazioni e ritararle nel tempo. Un ultimo aspetto è per noi quello della vicinanza all'iscritto. Ecco, noi come fondo siamo molto avanti su questo perché abbiamo una rete di quasi 200 sportelli con i vari operatori di accoglienza e anche di gestione delle pratiche, ma soprattutto danno anche una consulenza per il miglior accesso e la miglior gestione, perché in fondo sono presso le nostre parti costituenti, conoscono bene la platea, sia essa un lavoratore, sia essa un titolare d'azienda. Quindi sono uno strumento che garantisce l'effettività e la vicinanza. Posso dire che molti fondi nazionali ci invidiano perché magari hanno una piattaforma web generalista, mentre noi abbiamo una persona e siamo convinti che questo sia uno dei punti di forza, perché a pensarci bene riunisce tre fattori chiave: riunisce una presenza, una vicinanza con il nostro iscritto, riunisce una competenza nell'accesso e anche un valore umano, perché ricordiamo sempre, parliamo di assistenza sanitaria, quindi situazioni anche difficili in cui avere una persona davanti aiuta nella comprensione e nell'aiutare queste difficoltà. Bene, direttore, dalla sua domanda emerge chiaramente, oltre al fare, che in questo periodo storico è uno degli elementi concreti, un forte, buono, ottimale, direi, rapporto con le parti sociali, che sono tra i vostri soci, ma sono anche il braccio operativo nel territorio in grado non solo di erogare, ma anche di sostenere quelli che sono poi i servizi promossi dal fondo. Quali sono i progetti per il futuro? Beh, il nostro fondo è sempre molto attivo dal punto di vista della proposta, della realizzazione di progetti. Abbiamo diversi sia nel breve termine che nel medio-lungo. Io mi focalizzerei comunque su quello che è il nostro spirito generatore, insomma, di questa idea di realizzazione, di portare avanti le attività, che è in sintesi
l'obiettivo regionale che ci contraddistingue, nel senso che il fondo punta sempre a focalizzarsi sulla realtà veneta, punta sempre a costruire delle relazioni attive con il proprio territorio e punta sempre a trovare il modo migliore per realizzare questi progetti con una connotazione territoriale secondo proprio il contesto di riferimento. Ecco, questi sono 3 fattori che hanno permesso al fondo di crescere negli anni molto, sia dal punto di vista delle adesioni, sia dal punto di vista del supporto concretamente fornito. Per quanto riguarda la focalizzazione sulla realtà veneta, per noi è importante, come diceva anche lei prima, tenere un rapporto con il territorio, quindi con le nostre parti sociali, sia che parliamo di modifiche del nostro nomenclatore, sia che parliamo di quelle campagne straordinarie che il nostro Consiglio ha anche il dovere di attivare secondo le esigenze contingenti che possono emergere. Tutte queste vengono studiate sulla realtà veneta con le parti sociali che rappresentano appunto il mondo sia dell'azienda che del lavoro dei lavoratori. Poi nel nostro caso specifico siamo un fondo di assistenza sanitaria integrativa. Integrativa a cosa? Proprio all'azione del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi in primis il fondo, come ha detto anche il nostro Presidente, sta cercando di convenzionarci, di andare in sinergia, un legame in relazione con il cosiddetto primo pilastro del Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, l'altro attore determinante sono le associazioni più rappresentative, ma in genere noi cerchiamo di legarci e di cercare di costruire nel modo migliore con ogni attore che sia significativo dal punto di vista sia della domanda di sanità che dell'offerta, perché è importante capire anche come organizzarsi nel modo giusto. Questo cerchiamo sempre di declinarlo nel progetto, cercando un approccio che punti a una concretezza. Quindi la focalizzazione sulla realtà veneta, il costruire una sinergia con chi è già presente, non evitando sovrapposizioni, evitando sprechi, e un modo di fare che sia concreto. Ecco, questo rappresenta il nostro obiettivo, cioè puntare a fare bene quello che facciamo oggi, e quindi abbiamo numerosi progetti che riguardano sia il nomenclatore, sia la prevenzione, sia anche delle campagne straordinarie previste, basta pensare a quelle del Covid-19 che abbiamo attivato in numerosi interventi, proprio con l'obiettivo di costruire anche una relazione nel territorio che si porti avanti anno dopo anno e riesca ad agire nel modo migliore. Lei citava, direttore, il vostro fondo come fondo di sanità integrativa. La sanità in questo periodo storico ha affrontato e sta affrontando una sfida epocale che nessuno in passato avrebbe mai immaginato di potersi trovare di fronte. Non c'è più un distinguo chiaro tra erogazione di servizi nazionali e erogazione di servizi territoriali. Noi sappiamo che la sanità è di competenza regionale, ma quello che è chiaro è che il Covid, la pandemia, ha posto una nazione verso una sfida unica che ha valorizzato però anche le specificità territoriali. Voi come fondo in tema di Covid, ma soprattutto di servizi erogati ai vostri iscritti e alle vostre relazioni istituzionali, come siete intervenuti? Che cosa avete fatto? Sì, lei ha usato le parole giuste, nel senso che il Covid-19, almeno secondo il nostro modo di vedere, è stato proprio un importante banco di prova per tutti quegli enti che si occupano di welfare, che siano bilaterali o i fondi come il nostro. Questo perché? Perché pensiamo alla situazione che si era creata. Si era creata una situazione in cui c'era da una parte una sanità pubblica che era in difficoltà, ma era in difficoltà per dei motivi oggettivi, nel senso che era un'emergenza imprevedibile, quindi nessuno aveva fatto un piano programmatorio con degli interventi da porre in essere, ma si trattava di studiare dei nuovi strumenti e si trattava di farlo in tempi brevi, perché appunto la pandemia chiedeva una risposta veloce. Non aiutava poi determinate situazioni contingenti, basta pensare alle aziende e anche alle famiglie che erano in situazione di lockdown, quindi era difficile anche intervenire su queste platee. Ecco, questo da una parte, una sanità pubblica in difficoltà,
dall'altra parte una serie di enti che da statuto, da mission, avevano proprio l'obiettivo di intervenire per portare delle soluzioni. E su questo, ad esempio, il nostro fondo era proprio un fondo di assistenza sanitaria integrativa ed era un'emergenza sanitaria, era una pandemia che colpiva in primis le regioni, c'era il Veneto, c'era la Lombardia, quindi noi eravamo un fondo proprio tarato sul Veneto, e era una pandemia, un'emergenza sanitaria prima e poi economica che colpiva le aziende, in primis le aziende artigiane, che nella loro realizzazione dell'attività quotidiana c'era un contatto, c'era una relazione con delle persone e quindi si sono trovate particolarmente colpite. Questi enti quindi erano chiamati ad un intervento concreto in questa situazione. È importante dire che a un primo bilancio a 12-15 mesi dall'inizio di questa emergenza si può già dire che il bilancio è positivo, perché il nostro fondo Sanin Veneto, ma anche, mi sentirei di dire, tutta la bilateralità artigiana, è riuscita a dare una risposta concreta. Ma come ha risposto a queste difficoltà? Ha risposto, e lo metto a rilievo, con anche numerosi interventi di tipo diverso, proprio perché diverse erano le situazioni alle quali occorreva prevedere un intervento. Questi interventi appunto partivano dalle prestazioni sanitarie, che è il cuore della nostra azione, quindi abbiamo introdotto diarie da ospedalizzazione, ad esempio abbiamo introdotto rimborsi per i saggi diagnostici, abbiamo introdotto altre prestazioni per visite specialistiche e analisi di laboratorio che nascevano dal Covid-19. Siamo spostati poi sul contributo sulla prevenzione, quindi sulla copertura del materiale sanitario, che sia gel, mascherine, guanti. Abbiamo proseguito poi in un aiuto alla situazione di difficoltà anche economica, oltre che sanitaria, quindi con attivazioni gratuite per i familiari, per i titolari che erano in situazioni particolarmente gravi, quindi anche oltre la nostra platea diretta, con coperture gratuite. Abbiamo fatto delle riflessioni e siamo arrivati ad esempio a dare una donazione importante alle RSA del Veneto, quasi 300.000 euro, che hanno potuto, visto che loro gestivano una sfida più impegnativa della nostra su una popolazione particolarmente delicata, hanno potuto, attraverso la nostra donazione, avere accesso a mascherine, gel, guanti, tutto materiale di prevenzione contro i contagi. In ugual modo abbiamo assicurato il periodo appunto di difficile acquisizione le mascherine FFP2 sia per la Croce Rossa del Veneto che anche per i medici di base attraverso la protezione civile. Dovendo dare una cifra, oggi abbiamo fatto una valutazione a maggio 2021 di quanto avevamo erogato finora dall'inizio dell'emergenza, ecco, abbiamo dato quasi 4 milioni di euro. Ecco, questa è una cifra rilevante che soprattutto è tornata nella regione a supporto quindi del Veneto. Noi siamo riusciti a raggiungere comunque questi importi, ma soprattutto l'abbiamo fatto focalizzato sulla realtà del Veneto. E mi sentirei anche di dire che l'abbiamo fatto, e lo metto a rilievo, anche in un'ottica allargata e territoriale del welfare, che è anche l'obiettivo che persegue il Veneto Welfare. E noi ringraziamo insomma perché pensiamo che la crescita del sistema passi proprio attraverso una valorizzazione, una sinergia tra tutti gli enti presenti. Grazie direttore, grazie Jimmy Trabucco, direttore Sanin Veneto. Con la sua ultima risposta ha confermato come l'autonomia, sia essa nella bilateralità esercitata rispetto a una logica centralista, sia essa nell'ambito istituzionale attraverso la crescita di nuove unità operative come la nostra, dia degli effetti concreti, reali. Lei ha citato degli importi non significativi, importantissimi, un territorio che nell'arco di 5-6 mesi il vostro fondo ha messo sul piatto inizialmente 1,2 milioni per arrivare fino alla fine ad averne quasi 4 milioni. Ancora una volta si conferma il modello del welfare di comunità e territoriale: più si avvicina il territorio,
più si è soggetti a giudizio, più si è soggetti a morale, più ti vedono se intervieni o non intervieni, e quindi non puoi esercitare elementi frutto di una sorta di piano B in alternativa. Dovete essere agili, agire e in tempi strettissimi. E lei in modo pragmatico con il suo intervento ci ha dimostrato che cosa significa gestire un fondo, gestirlo in modo efficace in un territorio e fare, se mi permette, la differenza rispetto a altri sviluppi di carattere nazionale. Grazie ancora, direttore.